Amici e trignole, secondo voi cosa è del peso di una dieta che non ti concede di mangiare praticamente niente? È qualcosa del peso. E lei quel che mi capita questo pomeriggio qua di domenica in preparazione di un esame che capirei. Cioè praticamente mi dalle 4 ogni quarto d'ora devo bevermi un bicchiere, non di acqua minerale, se perde la vita, di una polverina, no? Cosa serve questa polverina? Serve praticamente tipo autospurghi, ecco, serve a nitrarlo tutto, solo che dopo il primo bicchiere, vabbè, secondo, e il terzo, mi sono già avanti adesso, fra 10 minuti dopo ci ho parlato, sto qui nella ruba avanti fin le 8. E, sì, la coloscopia, no? Cioè, praticamente mi dice che ti mette dentro una specie di compressore e ti butta dentro l'aria, poi va dentro i ruscas e da tagliare qualche polipo, perché la prima volta che so che è dei polipi che ti gira dentro, vabbè, insomma, sì, che, a parte che secondo me li trovo pesati, perché con tutta l'acqua che sto bevendo mi ho un acquario dentro la panza, mica un acquario, mi non ho mai avuto una panza così, ma neanche quando si vedeva dentro con spumante, vin bianche, spritz e robe varie. Cioè, praticamente, ogni quarto d'ora ti devi bere questa roba qua, che le bema l'essenza di arancio, cioè mandarin, ma lei sal, cioè lei mandarin salato, lei è una roba che veramente dopo i primi bicchieri ti dici, ma che me la vuoi fare di bere questa roba qua? Perché il peso arriverà dopo, quando comincerà e andare a venire dal bagno. Infatti la sposa mi ha detto, va adesso ora, mi non vuoi vedere niente, sta lì al tuo computer, ancora fai quel che ti vuoi te, mi non me ne frega niente, basta che non ti vengi nel mio bagno, suo bagno, perché dopo la fai cattivi odori, no, non mi piace, da truccarmi, e allora praticamente sono confinare pochi metri quadri lei è una vita, la dieta confonde niente, nel senso che ti abitui anche agli yogurt, perché bisogna togliere solo le proteine, perché con la dieta dei cani, del Duncan, cos'è che succede? Ti togli solo le proteine, allora il corpo, la tua panza, quel che è il tuo metabolismo, e va a cercare i grassi e mangia quei che ti gazzà, perché non si toglie lo zucchero, perché dopo che storia di insulina, io ho letto il libro, non capì, non capì niente, però insomma vedo, sono a cammino, te mangi, più che ne ranzò, fai camminare in mezzo ai ciclisti che è veramente dappertutto arriva, che è dappertutto, in tram, cioè è una situazione veramente grave. Io non pensavo, una volta in una pensione, di trovarmi in una situazione del genere. Pensavo, cioè mi sono sognato stanotte, le Luganiche, mi sono sognato stanotte. Le mi diceva, ma dove fate? Ma che fate? Ma siete una forte testa? O tutta la nostra chi crede lì a dirmi, ma ti sei impazzito? Ti sei rincoglionito proprio? Ti vai in pensione, ti puoi goderti la vita? Era super affetto di polenta, col formentone, la birazza, con quei panni dei tedeschi, con solo il sal, non mi ricordo mai come si chiama, e dopo specta a zoda detti. E cos'è che era anche? Madonna, stinco le spesture, le macesine.
le patatine, e lì fuori, la via fresca, uno che lavora una vita, che avrà diritto, no? No, niente. Adesso fra un po' devo bere di nuovo, e dopo scusate ancora la televisione che avrà dei sbarramenti, ma purtroppo così è la storia. Così. Non vedo neanche alla prossima perché non so se sopravviverò domani, ma in tal caso sta bene, dai, sta anche divertente. Ciao, ciao amici. Che grazie a voi.